Premiato l'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento con l'assegnazione del primo premio per il progetto nazionale Scuola Digitale. La fase provinciale della manifestazione è stata organizzata dalla Scuola Polo Giovan Battista Odierna di Palma di Montechiaro. La premiazione è avvenuta in videoconferenza per via delle restrizioni dovute al Covid-19. Tra la giuria anche il primo cittadino della città del Gattopardo, Stefano Castellino, e il docente universitario di Palermo, professor Calmero Ferrara. Il premio assegnato di Euro 1000 sarà devoluto per gli investimenti di carattere digitale per la didattica scolastica. Soddisfazione per l'Istituto Rita Levi Montalcini, che mi onoro di presiedere. Ieri è stato premiato come scuola vincitrice del concorso provinciale Scuola Digitale 2019-2020, che si è svolto in videoconferenza, come del resto tutte le manifestazioni che si svolgono in questo momento, attesa la particolare situazione emergenziale che c'è, e soprattutto vedere i miei alunni relazionare in videoconferenza è stato veramente una grande soddisfazione. Ma al di là di questo c'è la grande soddisfazione da parte di tutto il personale docente per questa attività svolta dagli alunni e soprattutto per la dimostrazione che il digitale può essere uno strumento sicuramente all'avanguardia, sicuramente che allargherà ancor più l'offerta formativa dei nostri alunni e permetterà loro di acquisire quelle competenze che potranno sfruttare nel futuro e nel proseguo della loro vita. Il progetto coordinato dall'Istituto Superiore Odierna di Palma Montechiaro ha visto la partecipazione di altre scuole e, ripeto, la mia scuola ha vinto il primo premio, ma al di là di questo, della vittoria in quanto tale, credo che sia estremamente importante far capire all'utenza tutti che ormai la scuola sta cambiando e noi ci dobbiamo confrontare assolutamente con queste nuove tecnologie e metodologie, fermo restando che nessuno mai può sostituire quella che è la didattica in presenza, ma in un connubio di estrema positività, quale la didattica fatta in presenza con la strumentazione di nuove metodologie, di nuove fatte a distanza, soprattutto con il digitale, credo che ci può essere possa sortire un risultato estremamente positivo per quanto riguarda, ripeto, l'apprendimento dei nostri alunni tutti.